Oltre 360 espositori provenienti da 22 paesi, attesi più di 3.000 professionisti del settore e una forte partecipazione di buyer internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Con questi numeri prende il via a Venezia dal 20 al 22 maggio la terza edizione di Space Meetings Veneto, l'evento internazionale dedicato all'economia dello spazio e all'innovazione tecnologica. Stiamo parlando di un comparto che fattura 2 miliardi e 300 milioni di euro, è un comparto importante e oggi le imprese che gravitano su questo comparto sono 88 in Veneto e qui oggi direttamente allo Space Meeting Veneto, terza edizione, ce ne sono 360. Per 3 giorni il capoluogo veneto diventerà crocevia strategico per aziende, istituzioni, università e centri di ricerca impegnati nello sviluppo di applicazioni satellitari, nuove tecnologie e investimenti nel settore aerospaziale. In programma oltre 50 incontri tra conferenze, tavole rotonde e sessioni di networking. È un comparto sicuramente in crescita. Le aziende che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno nell'83% hanno avuto delle opportunità di intraprendere dei progetti nell'ambito dell'aerospazio e questo richiama anche i giovani, richiama i talenti che sono gli attori fondamentali per questa ricetta di sviluppo. L'industria spaziale vale oggi circa 630 miliardi di dollari e potrebbe triplicare entro il 2035, superando i 1.800 miliardi, un settore in forte espansione sostenuto da oltre 103 miliardi di finanziamenti pubblici con ricadute significative su innovazione e investimenti privati. Il Veneto punta a giocare un ruolo di primo piano nello scenario nazionale con un potenziale economico stimato in 4,5 miliardi di euro entro il 2040 e la prospettiva di creare 2.400 nuovi posti di lavoro, inclusi quelli dell'indotto. In tutto il mondo c'è molta rincorsa alla ricerca nell'ambito aerospaziale. Il ruolo dell'Università di Padova è quello di essere a capo dell'ARIERA, dell'aerospaziale, che raccoglie le industrie venete, oltre che anche le altre università e centri di ricerca veneti. I bandi sono molti, i nostri ricercatori devo dire che sono molto bravi sia nell'applicare che poi vincere questi bandi competitivi.